Padre Nostro è una storia personale del regista Claudio Noce, che a Venezia diventa però storia universale con un profondo significato educativo. È il primo film italiano del concorso principale alla Mostra di Venezia, con Pierfrancesco Favino. Ecco perché, secondo il regista, era arrivato il momento di scriverlo. Era un momento non facile per me, proprio da un punto di vista, mi viene da dire come regista e quindi anche come uomo, e forse proprio quel momento là, non semplice, ha dato proprio la parola a questa storia, per quanto mi riguarda. E poi l'incontro con Pierfrancesco, che è stato sicuramente determinante. Il percorso non è stato facile. Un percorso lungo. Nel momento in cui ho capito che potevo raccontare questa storia con un punto di vista molto rigoroso, che era un punto di vista di un bambino, che è mio fratello, che sono io, che è anche mia sorella. Mio fratello ha assistito veramente a quella scena insieme a mia madre. L'altra protagonista, Barbara Ronchi, riflette sul significato della paura presente nel film. Non ho incontrato la mamma di Claudio, non ce n'era bisogno, in un certo senso. Lei con la paura ci fa i conti, cioè decide di farli. A Venezia si è collegata via Zoom anche Greta durante la ricreazione a scuola per presentare il documentario su di lei. Because of the enormous climate impact of aviation,